chi più di tutti ha informazioni su questa vicenda è chi ha dato informazioni distorte a quella trasmissione, compreso il fatto grave di insinuare incertezze sul servizio sanitario regionale. Questo è un fatto grave. Il riferimento al professor Andrea Crisanti, Luciano Flor nella conferenza stampa convocata d'urgenza negli uffici dell'azienda Zero a Padova ricostruisce la sua versione dei fatti sul caso tamponi rapidi e il presunto studio condotto dal direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera sollevato dalla trasmissione Report. A novembre, secondo Flor, lo studio non c'era, ma si trattava di un approfondimento diagnostico. Non ho rinvenuto alcuna richiesta né autorizzazione di studio riguardante la valutazione dei test antigenici della ditta Abbott. Ho pertanto risposto in tal senso alla richiesta della ditta. Resta inteso che in assenza di diversa comunicazione da parte sua, questa rimane la situazione agli atti. In dubbio non c'è la credibilità del singolo uomo, ma dell'intero sistema sanitario veneto. Il supermanager Flor non usa mezzi termini e dice: Io non ho mai cambiato opinione, non ho mai cambiato versione. Ed è in atti da allora. Quindi è anche un po'. C'è di mezzo il servizio sanitario regionale. Non c'è di mezzo un direttore o una persona. C'è di mezzo la credibilità del servizio sanitario regionale che tutta Italia ci invidia, piaccia o non piaccia.